Rieccoci in studio con la seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Sindaco, come le avevo anticipato prima della pausa pubblicitaria, affrontiamo adesso un'altra tematica, diciamo, dolente, un altro tasto dolente relativo alla città, perché in questi giorni, lei lo sa meglio di me, i giorni scorsi per la verità, è stato a Padova per una toccata e fuga l'azionista di maggioranza del Calcio Padova, Uğurlian, che tra l'altro era anche diversi anni che non veniva allo stadio. Si è vista una partita, si è vista anche una bella partita, insomma, quindi è andata bene, so che c'era anche lei. Però all'intervallo ha parlato alla stampa il patrono Uğurlian. Ovviamente una domanda è stata quella relativa alla curva sud dello stadio Ugagno. Le faccio sentire cosa ha risposto ai microfoni Uğurlian e poi lo commentiamo insieme. Andiamo a sentire. No comment. No, vogliamo tutti questa curva, questa benedetta curva, cioè dai, non so cosa dirvi. Vogliamo tutti superare questa situazione e dal punto di vista del club, se possiamo fare qualsiasi cosa la faremo. Credo che questo sia un problema più, da quello che ho capito, più giuridico e legale che altro. All'inizio, poi secondo me Uğurlian ha un po' raddrizzato i toni, però all'inizio è sembrato quasi un po' infastidito, non so se ha percepito anche lei questo, fa no comment, poi finiamo questa benedetta curva, insomma ne avete parlato, è stato un tema che ha toccato. No, ho parlato in questa occasione, ho parlato altre volte. La curva è un problema, non è burocrazia, sbaglio il termine, è stato fatto un errore sotto l'aspetto tecnico e questi errori si pagano. Non c'è stata corruzione, non c'è stata assolutamente niente, c'è stato, io cerco di spiegare in maniera semplice, per lavorare per il pubblico ci vuole la SOA, che vuol dire un documento che attesta che non hai rapporti mafiosi, tutta una serie di cose. A suo tempo il RUP, cioè quello che era incaricato di fare la cosa, mi ricordo che c'era il Covid in quel periodo là. Nella fretta, nel caos che c'era in quel periodo là, ha dato la possibilità al concessionario, quello che aveva vinto la gara, di dare un appalto a un'altra azienda che non aveva la SOA. Il magistrato giustamente se ne è accorto e ha bloccato i lavori e ha sequestrato il cantiere. Sto semplificando in maniera banale, in maniera che tutti capiscono. Ha sequestrato la curva, ha inquisito l'azienda. Anche il comune, si ricorda, ma il comune non c'entrava assolutamente niente, anzi abbiamo chiesto i danni e adesso bisogna ricominciare da capo. Questo si chiama anche burocrazia all'italiana, bisogna ricominciare da capo, progetto, gara, eventuali corsi, bisogna rifare tutto quanto. E non è colpa del magistrato, che sia chiaro, c'è stato un motivo per quanto riguarda un errore sotto l'aspetto tecnico che abbiamo pagato carissimo. Quando sarà terminata? Io spero entro fine dell'anno, spero, perché se è convinto che ce la faremo, ce la faranno entro la fine dell'anno? 95% sono convinto, salvo stupidaggini che possono capitare che oggi non sono a conoscenza, però anche venerdì scorso parlando con i testi dovrebbe essere a posto, non le palestre dietro. Tanto la curva, far entrare i tifosi, quello certo. Cercare che sia omologata, che sia tutto a posto. E devo dire che sia il sottoscritto che Bonavina ne parliamo ogni settimana di questa cosa e siamo incentivati. Ogni volta che vado allo stadio, io sono un tifoso, ci vado allo stadio. Io vado allo stadio quando ero ragazzo, vado allo stadio quando ero coproprietario, quando ero presidente, quando sono stato più presidente, quando sono altri presidenti, per cui a me fa male vedere queste cose, fa male sentire anche i tifosi che criticano queste cose. Nessuno mi ha chiesto di fare la curva, è stato Diego e il sottoscritto che hanno trovato le risorse per fare la curva. Sono esplosi i prezzi quella volta, sono raddoppiati. Nessuno si ricorda più, ma l'esperienza anche in casa propria in quel periodo di Covid, che questo costava 5, è stato 10, 12, 15, non si trova in più errori amministrativi, per cui è stata nata male. Però Sindaco, capisco anche l'azionista di maggioranza del Padova che dice che insomma auspica che possa essere terminata prima possibile questa curva. Come auspico che vada in Serie B il Padova, perché ci tengo, sono un tifoso. Le ha tirato una frecciatina in questo momento? No. Ah, ok. Spero, non faccio più pronostici però, perché negli ultimi 2 anni ho fatto pronostico, adesso me ne sto zitto, ho detto alla Bianchi, me ne sto zitto, per scaramanzia
Ma è un sogno che va su. Per la città, per me tifoso, per la città vuol dire un grosso passo avanti. Adesso nessuna recriminazione, ma ripeto, le partite, qualche partita che giochiamo, tipo le ultime, tra giocare con l'Alzignano o giocare con altre città è ben diverso, per cui non vedo l'ora che andiamo in Serie B, non vedo l'ora che sia finito lo stadio, ma anche con la Piani, pensate. Aspetti, parliamo tra un secondo della Piani. Anche questo. Esatto. Io non vedo l'ora che sia terminato, spero, mi auguro che sia finito dentro l'anno, che sia agibile la curva per finale. Prossimo passo però il progetto. Quanto manca per il progetto? No, stavo facendo. Okay. È brutta anche, tre bene, è brutta, perché manca un pezzo, non è così. Il progetto non è quello, è un altro. Per forza, ma se hanno interrotto i lavori. Deve essere completato, deve essere finito. Lo stadio non è eccezionale, però abbiamo uno stadio. Sono certe città che non hanno lo stadio e fare oggi lo stadio è impossibile con risorse economiche. Ma magari volesse comprare la società, lo stadio. Mi piacerebbe. Andrei lì dove abita a Londra. Però significa non avere più un impianto comunale come l'Euganeo. Badate che tutte le grandi società ormai hanno uno stadio proprio, o in concessione per 99 anni, penso che non sarebbe niente da dire, anzi penso che i tifosi sarebbero contenti. Forse per il comune sarebbe una grana anche un po' in meno, perché credo che abbia costi di gestione abbastanza importanti. Molto alti, però anche uno che ha un stadio di proprietà può fare cose diverse. Oggi qualsiasi cosa va fatta va passato a setaccio sotto l'aspetto burocratico, ma se Rugliani dicesse mai compro lo stadio... Lo porta fuori a cena. E offro io. E sulla Piani invece guardate che ho un rapporto eccezionale con Rugliani, va bene, ma anche con la Bianchi, col Presidente. Sono molto contento che sia stato in Presidente un Padovano. Secondo me è stata una mossa importante. A stare politica, non mi frega niente queste cose qua. Quando sono in consiglio vado a chiedere, parlo di politica con Chico Peghin, per cui sono contento come la squadra. Ero inorridito 2 settimane fa, consentivo a parlare, ma l'allenatore non va tanto bene, forse è il caso di cambiarlo. No, dei tecnici, parlo di tifosi, ma stiamo scherzando? Uno che ha perso una partita al secondo, cambiamo l'allenatore, siamo fuori di testa, ma per il futuro è andata bene, nessuno ci parla più. No, sulla Piani però che l'ho interrotta, Piani, anche lì ci sono problemi, c'è stato trovato l'amianto. Due volte. Rallentamenti incredibili. È incredibile, ogni volta che mettiamo mano su qualcosa troviamo amianto. L'amianto è penale, per cui i tecnici fermano, bisogna fare la denuncia, ARPA, viene bloccato il cantiere, viene fatto il vuoto per togliere le lastre o tutti i pezzi di amianto, e questo vuol dire soldi, investimenti e tempi. Io spero sia finita, hanno cominciato i lavori, che a livello di primavera tra poco sia demolito del tutto e fatto il famoso terrapieno come era una volta. Spero veramente, la curva non portano bene la palla. No, infatti ce ne siamo accorti. E poi c'è tutta l'altra parte del progetto su via 58esima Fanteria, perché ricordiamo cambia vi garantisco che esce un progetto bellissimo. Quando io capisco i tifosi sotto l'aspetto storico-affettivo, anch'io ho vissuto 10 anni alla Piani, mi ricordo tutto, mi ricordo tutte le cose difficili, le sofferenze per passare in Serie A. Veramente è stato un periodo della mia vita molto importante e c'ero anch'io affezionato, ma la gradinata stava crollando. Non è pensabile che uno lasci crollare. C'è anche un problema di pericolo, era tutta trasenata, cosa dovevo mettere a posto, perché anche persone, era brutta, viene fuori una cosa bella, il canale, ricordo, viene sterminato, viene fuori inaccessibile, viene fuori una bella cosa, sempre con i soldi del PNRR. Però, dopodiché, avete anche un onere, che è quello comunque di rivalorizzarlo, questo impianto. Assolutamente. Come lo farete? Assolutamente. A questo punto viene finito, ma l'accesso sarà sempre limitato, non ci sono uscite di sicurezza, non si può fare uno stadio normale su quel posto lì. No, non dico fare uno stadio, sindaco, però non si può fare nessuna manifestazione. No, sì, in deroga per sicurezza, perché mancano delle cose vitali, uscite di sicurezza. Per fare uscite di sicurezza bisogna abbattere le case. Come una volta se lo sarebbe stato là.
Ma la vostra visione futura sulla Piani qual è? È un gioiellino da giocare alla squadra primavera, tutte le squadre amatoriali, il campo è ancora buono, c'è il Monti a fianco, ne esce con a suo tempo i lavori fatti dalla vecchia amministrazione e questi, ne esce sto aspetto affettivo storico, una bella cosa. Riprendiamo la curva fatta 40 anni fa, per cui è una bella cosa. Possiamo dire quindi che il 2024 per Padova in qualche modo sarà l'anno degli stadi? Salvo amianto, ma non credo che ne spunti più. Per quanto riguarda la Piani, penso sia finito marzo, aprile, maggio, una cosa del genere, rapidamente, questo è molto più rapido. Ecco, diceva anche... Non c'è problema, non c'è sequestro, c'è solo problema di amianto. Che rallenta e non poco purtroppo, c'è da dire. Ma tutte le cose, vedete, anche le piazze ai Boschetti, le cucine di Anelli, quando metteremo le mani all'uditorio, vedete cosa viene fuori? L'amianto era considerato un ottimo isolante. Di conseguenza, negli anni passati, lo utilizzavano in tutti i posti. Ogni volta che troviamo amianto è un dramma sotto l'aspetto costi e rischio e pericolo. Per cui mi sto adattando, nel senso che ogni volta che c'è amianto, e vedrete sui canali di raffreddamento, di raffrescamento, di riscaldamento, c'è sempre amianto. E in più, Padova non si è portata benissimo sotto l'aspetto storico, perché non è che portasse l'amianto in zone particolari, infilava sotto terra. Certo. Adesso le paghiamo le e diceva anche questo PNRR, quindi avete ottenuto una cifra veramente rilevante, perché siamo oltre i 600 milioni di euro, ovviamente la parte del Leone la fa il tram, però ci dimentichiamo che... Con Figliacchi ci dimentichiamo che il PNRR dà a Padova la possibilità di portare avanti altri progetti. Moltissimi appartamenti pubblici, l'ex CONI, c'è la Camera. Con Figliacchi ha due parti, parte storica, quella che si è acquistata già il Comune, sta mettendo in posto, cominciare i lavori in primavera, e ha fatto con l'Asio, Andrea Michalizzi. Per quanto riguarda l'ex Totocalcio, sì, anche quello tra poco riprende, venne abbattuto perché costa meno abbattere di farlo, già finanziato dal PNRR. La parte posteriore sarà acquistata dalla provincia, che là ne farà una scuola, salvo progetti diversi che verranno autorizzati dalla provincia. Ecco, il PNRR comunque vi dà, insomma, vi richiede anche il rispetto di tempi ben precisi, scadenze ben precise. Voi a che punto siete? 2026, tutto il resto sono chiacchiere. 2026. A che punto siete? Cioè, intanto i soldi li state ricevendo? Lì c'è qualche difficoltà, il governo è un po' latitante sotto l'aspetto finanziario, però per ora il Comune se la cava. Ma era previsto che magari ci fossero dei ritardi nell'arrivo dei fondi? No, non era previsto. No, per ora ce la facciamo, adesso basta che non esageriamo, per ora ce la caviamo. Parlo del setto finanziario, certo. No, autorizzativo è stato tutto a posto, è solo l'aspetto finanziario che il governo si sta un po' barcamenando perché ha poca liquidità. Sappiamo tutto il debito che ha l'Italia, per cui certo. Comunque voi 2026 dovete terminare 2026, tutto. Tutti, no noi, le scuole. Sì, certo, però in questo caso parliamo di Padova. Come provincia deve terminare tutte le scuole 2026, non ci saranno deroghe. È inutile che pensiamo all'italiana, tanto dopo da una lega. No, non ci saranno. Nel caso del tram adesso è finito il 2026 e collaudato nelle prime settimane del 2027. Collaudato. Sì, però, allora, quello che però le voglio chiedere è, Sindaco, se Roma tarda a darvi i soldi, anche voi forse tardate un po'. Non credo che tarderà. Lo spera o lo sa? No, io sono convinto che alla fine... Adesso faccio un po' lo sbruffone e tiro acqua a mia mulino. Padova a luglio aveva già certificato, messo in appalto quasi il 97% dei progetti. Prima, siamo molto affidabili per quanto riguarda il governo. Vedi, ci ha dato soldi di altri capoluoghi provincia non utilizzati per aumentare il numero delle casse del tram di La Rochelle. Là passerà da 3 a 4 casse. Non è stato fatto richiesta particolare, però hanno visto che siamo affidabili, di conseguenza lo stesso Ministero di Salute. E perché in qualche modo i soldi dell'Europa, Sindaco, a qualcuno bisognava anche darli, no? Perché se gli altri non sono affidabili... se li danno, noi siamo molto contenti, felice, noi sappiamo spenderli, vi garantisco. Ma sarà... Provate a vedere quante cose saranno fatte a Padova. È chiaro che verrà fuori qualche impiccio sotto l'aspetto viabilità, ma saranno spesi sia noi che la provincia, che l'università,
e la provincia quasi 1 miliardo, più la regione, più le ferrovie dello Stato, arriviamo a 3 miliardi. Questo vuol dire lavoro, ma vuol dire anche confusione, però vuol dire che Padova cambierà, alta velocità, la stazione non sarà fatta domani, lo sappiamo perfettamente, vuol dire stare 6-7 anni sarà qua. L'università sta per 160-170 milioni, noi 650 milioni, la provincia 35 milioni per le scuole. Diversi certo, lavori, progetti. Vuol dire lavoro, vuol dire economia, vuol dire anche un po' di confusione, un po' di pazienza. Sono passato e vuol dire che dovete garantire che tutto si svolga nel rispetto delle regole, che tutto vada bene, che tutto funzioni, perché più si fa, più c'è il rischio di sbagliare anche. Sindaco. Tutti i progetti di Padova di rilevanza noi passiamo in prefettura, come è giusto sia, per cui anche loro controllano assolutamente. Si rischia sempre di incappare qualche, certo. Però insomma stiamo molto attenti, ho funzionari veramente bravi, vi garantisco. Bene, siamo in chiusura di questa puntata del Sindaco Risponde, torna a trovarci anche domenica perché abbiamo il doppio appuntamento ormai già da diverse settimane, quindi grazie Sindaco di Padova Sergio Giordani per essere stato nei nostri studi, grazie ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici per averci seguito. La linea adesso come di consueto all'informazione di TV7 TG con tutte le notizie dal territorio veneto, con il Sindaco Risponde, come detto torniamo domenica alle 13, a tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.